Un saluto e ben ritrovati cordiali amici della Wii Sport, amanti del grande calcio dilettantistico siciliano. È Davide Sottile che vi parla e vi racconterà quest'oggi la partita tra Messana e Aci Sant'Antonio dal Garda Sport di Mili Marina, valevole per la 9ª giornata del campionato di promozione. Messana che arriva a 15 punti in classifica alla sfida contro l'Aci Sant'Antonio, 4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta. Il cammino sin qui dei messinesi. Per l'Aci Sant'Antonio invece soltanto sconfitte in 8 giornate, 0 punti, fanalino di coda. Messana che ritrova in difesa Alibrandi e Broccio, ma perde Bonaffini, ancora orfana del lungo degente Cardia. Sembra ormai un brutto ricordo l'unica sconfitta stagionale, quella maturata in casa contro la Ionica per 4-1. Sembrano ritrovati i ragazzi di Mister Luca dopo la vittoria nel derby della scorsa settimana contro il Messina Sud, che li ha visti trionfare per 4-2. È quasi tutto pronto per cominciare questo match. Dirigerà la partita il signor Testai di Catania, coadiuvato da Sirna e De Pasquale. Si comincia. Aci Sant'Antonio che attacca da destra a sinistra, Messana da sinistra a destra. Siamo partiti, è già un calcio piazzato per la Messana che tenta lo schema con Gentilesca che cerca di servire Buda, che non arriva sul pallone. Prima di lui arriva Sciolto, estremo difensore dell'Aci Sant'Antonio, poi batte velocemente Gentilesca. Questo calcio d'angolo per Buda che la mette in mezzo, salta altissimo Nizzari, trova l'impatto col pallone ma non riesce a indirizzarlo verso la porta dell'Aci Sant'Antonio. Poi ancora Messana in avanti con questo pallone all'indirizzo di Buda, che viene fermato così con un fallo, viene fischiato dal direttore di gara. Sul punto di battuta sarà Marco Gentilesca con la maglia numero 3, fischio dell'arbitro, parte Gentilesca, parabola morbida che scavalca la barriera ma supera anche la traversa, difesa da Sciolto. Poi ancora Messana in avanti con Buda che serve a Librandi, che mette questo pallone in mezzo, poi se lo va a riprendere ma viene steso in aria dal difensore dell'Aci Sant'Antonio. Per il direttore di gara non c'è nulla, ma abbiamo visto dal replay come Alibrandi sia stato calciato nettamente. Poi non c'è tempo perché ancora la Messana in avanti con questa palla messa in mezzo da Broccio, scaricata all'indietro per Nizzari che prova a coordinarsi ma la sua parabola è alta sopra la traversa. Messana che continua a macinare il gioco, lo fa dalle retrovie questa volta con Angrisani che lancia il pallone all'indirizzo di Buda che non ci arriva però Cannuni. Cannuni lo gira all'indirizzo di Buda, Buda tu per tu col portiere, calcia col sinistro. Fabio Buda trova il gol dell'1-0 che sblocca la partita, importantissimo. Sull'asse Cannuni-Buda si trovano a memoria i due, alla cieca Cannuni serve Buda che non può far altro che depositare la sfera in rete e portare in vantaggio i suoi. Il capitano. Comincia bene la partita per la Messana che continua a spingere sull'acceleratore con Santa Maria che apre col collo esterno all'indirizzo di Cannuni, tutto solo Cannuni, e trova il gol del 2-0 Paolo Cannuni, sempre lui, 7ª marcatura in questo campionato con la maglia della Messana, e il raddoppio dei ragazzi di Mister Luca, meritato gol del 2-0, quello siglato da Paolo Cannuni. Qui intanto c'è un'entrataccia di Isaia che si prende il giallo, calcio di punizione per l'Aci Sant'Antonio affidato al destro di Gianrizzo, ma la parabola è morbida ed è facile preda dell'estremo difensore della Messana che si spinge ancora in avanti con Buda che mette questo pallone in mezzo dove Cannuni non riesce a stopparla. Poi Nizzari non ci arriva, il tacco di Andaloro ancora per Nizzari che dà uno sguardo alla porta, prova a calciare a giro ma la parabola è ancora una volta alta sopra la traversa. Messana però che non ci sta, continua a macinare il gioco, il pallone ancora di Cannuni per Buda, esce il portiere, poi ancora Buda tenta col mancino di scavalcare Sciolto
ma non ci riesce. Messana a capofitto in avanti, qui ancora Angrisani apre per Gentilesca ancora con l'esterno all'indirizzo di Cannuni che fa la sponda per Nizzari che non trova l'impatto con il pallone, si era coordinato bene ma è scivolato. Qui il direttore di gara dice che può bastare così, finisce la prima frazione di gioco sul punteggio di 2-0 in favore della Messana. Primo tempo a senso unico dei ragazzi della Messana che hanno attaccato a capofitto, si sono trovati a memoria i due attaccanti Buda e Cannuni. Ricomincia la seconda frazione di gioco che vede la Messana ancora in vantaggio. Qui il lancio di Andaloro all'indirizzo di Gentilesca che entra in area di rigore, supera il difensore, poi calcia col sinistro e la palla finisce di pochissimo, larga alla destra dell'estremo difensore dell'Aci Sant'Antonio. Occasionissima per Gentilesca. Qui Buda serve Andaloro scarica per Santamaria che calcia col collo esterno, poi la palla ancora finisce sui piedi di Nizzari che si coordina ma non trova lo specchio della porta. Gran conclusione di Santamaria. Qui Cannuni, la palla all'indirizzo di Broccio, splendida apertura per Buda, a tu per tu con Sciolto, calcia col mancino, ma la parata stavolta è straordinaria del portiere dell'Aci Sant'Antonio. Qui Luca dà qualche indicazione ai suoi, c'è il primo cambio della Messana, esce Paolo Cannuni con la maglia numero 9, entra Scarantino con la maglia numero 17 e viene subito lanciato qui da Santamaria nello spazio. Si invola Scarantino, entra in area di rigore, si allunga troppo il pallone, esce Sciolto, la palla finisce sui piedi di Buda che scava col sinistro. Tocco morbido, Messana 3, Aci Sant'Antonio 0, doppietta personale per Fabio Buda che chiude definitivamente la partita, la mette in cassaforte. Meritato questo gol della Messana. C'è un altro cambio, esce Angrisani ed entra Bruno. Esce anche Andaloro infortunato, al suo posto entra il giovane Minutoli, ma non c'è più tempo. Messana batte Aci Sant'Antonio 3-0, si aggiudica la gara ed anche i 3 punti, vola a 18 in classifica e continua a inseguire le squadre di testa. Da Davide Sottile per la Wii Sport è tutto, un saluto e alla prossima!